Un corpo di donna affiorato nel fiume ritorna sempre nei loro discorsi. Le sere d'inverno che fuori c'è neve, un'aria pesante di vino, di fumo, tristezza, abbassa il soffitto e schiaccia gli uomini al tavolo tondo. I più sono morti. Parlano. Cose già dette migliaia di volte, ma pare che a loro risuonino nuove. La guerra, la grande, le sparano grosse. Topi mostruosi cacciati in trincea. Son topi o son gatti. Le voci si levano forti e rabbiose. Di nuovo il fascismo. A sentir loro erano tutti braccati. Soltanto Pierino ricorda ridendo che quando arrivavano olio e bastoni nessuno fiatava. Le urla si placano. Rieccoti il corpo affiorato nel fiume. Un corpo di donna giovane e bionda. La videro tutti tirando la riva. Fu un grande trambusto e un mare di grane, interrogatori ai commissariati, rottura di tasche dei vari cronisti. Conservano ancora, piegati per bene, ritagli di molti giornali con foto scattate alla piola. Ci sono quasi tutti, con occhi sbarrati e larghi sorrisi. Il fatto è rimasto per tutti un mistero. Ognuno di loro la vede a suo modo. Comunque, sono tutti d'accordo nel dire che era una donna giovane, bionda e forse straniera. Si anima il volto di quello che parla. Quel corpo è rimasto l'unico visto completamente nudo.